Di nuovo un buongiorno da Telefriuli e ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. Ancora incendi nella nostra regione, anche se le criticità più grosse si stanno spostando dal Carso alla Valresia. In mattinata è stata riaperta la linea ferroviaria che porta a Trieste e ora gli sforzi maggiori si concentrano sulla montagna. Migliora la situazione sul Carso, ma preoccupano sempre più le fiamme in Valresia, dove sono state dirottate la maggior parte delle forze in campo per lo spegnimento degli incendi. Nell'area tra Trieste e Gorizia, dopo la pausa notturna e una ricognizione aerea con termocamera, sono riprese oggi le operazioni di lanci d'acqua in precise zone particolarmente impervie da parte di 3 elicotteri regionali. Le squadre di terra sono impegnate nella bonifica delle aree incendiate e nell'estinzione di alcuni piccoli focolai residui. I vigili del fuoco sono presenti nella zona delle operazioni con il posto di comando avanzato che coordina le squadre dei comandi di Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone. È ancora attivo il presidio dei vigili del fuoco in collaborazione con la polizia stradale e la società di gestione dell'autostrada a protezione del tratto autostradale tra i caselli dell'Iserter e di Puglia della A4. In collaborazione con i pompieri sloveni si sta anche monitorando un incendio boschivo in territorio sloveno a pochi chilometri dal confine italiano. La situazione dell'incendio e le zone delle operazioni hanno consentito per il momento il mantenimento dell'alimentazione degli elettrodotti di alta tensione. Intanto alle 10 è stata riaperta la circolazione ferroviaria da e per Trieste. Anche lo stabilimento di Fincantieri a Monfalcone ha ripreso la sua attività. Preoccupa invece l'incendio in Valresia, che si è espanso molto e che si sta avvicinando alla località Stavoli, dove sono presenti case non abitate tutto l'anno. Su Resia sono operativi 2 elicotteri con il supporto di 2 Canadair che si riforniscono nella laguna di Marano. Segnalati altri 2 incendi minori a Savogna e Cialla di Prepotto, dove la terra ha preso a bruciare, teatro della tragedia che ieri ha visto la morte della coordinatrice della protezione civile e poliziotta Elena Loduca. Una storia di impegno civile la sua, una storia d'esempio per tutti. Ieri a fine turno si è tolta la divisa della Polizia di Stato e ha indossato quella della Protezione Civile, di cui era coordinatrice per il gruppo comunale di Prepotto. Questa era Elena Loduca, che è morta ieri a Cialla di Prepotto, travolta da un albero in fiamme. Non è un caso, solo scorso dicembre era stata insignita del Cavalierato per il suo impegno costante per il prossimo. Sono tanti messaggi di cordoglio da tutta la politica regionale per la 56enne in servizio al commissariato di Cividale. Lascia un enorme vuoto nelle vite del marito e della figlia che l'aspettavano a casa, scrive la Polizia di Stato sui propri canali social. Il suo grande senso del dovere nel servire la comunità nei momenti più difficili è per noi tutti un esempio. Al dolore si unisce anche il segretario regionale del sindacato italiano appartenenti polizia, Pierpaolo Zanussi, che dice la sua attività e il suo costante impegno umano e professionale hanno rappresentato una colonna portante. I colleghi che lavoravano con Elena nel quotidiano parlano di una donna esempio di entusiasmo sul lavoro per tutta la comunità. Le saremo sempre riconoscenti per aver saputo coniugare impegno professionale, tempo libero e passione per la sua terra e a tutela del prossimo. Non dimenticheremo la passione, la pazienza e l'abnegazione di donne come Elena. Al cordoglio si è unita anche il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, che ha sottolineato l'altruismo di chi come Elena mette a rischio la propria vita a servizio del paese. Il comune di Prepotto dichiarerà il lutto cittadino. Torneremo tra poco sull'incendio, la cronaca intanto tamponamento dall'esito mortale, quello avvenuto stamattina alle 8 sulla grande viabilità triestina all'altezza dell'uscita a grandi motori per cause al vaglio della Polstrada. Un motociclista di 32 anni ha perso la vita, l'uomo avrebbe tamponato sulla carreggiata in direzione Trieste-Muggia un furgone frigo, immediati soccorsi prestati sul posto sia da personale del 118 che dai vigili del fuoco, ma ogni tentativo è stato vano. Il 32enne è deceduto a causa dei traumi riportati. Ora ci colleghiamo con la Valresia, dove Davide Vicedomine, Fabio Di Bernardo assieme al sindaco di Resiuta Francesco Nesic stanno raggiungendo il luogo dell'incendio. Allora, ci troviamo con un mezzo della Protezione Civile insieme al sindaco Francesco Nesic che ci porta adesso direttamente dove c'è l'epicentro un po' di questo incendio che sta dividendo tuttora Resiuta da Resia. Sindaco, come sta andando? La situazione è ancora preoccupante, il versante si è allargato e soprattutto a quest'ora qui comincia a alzarsi
alzarsi il vento e complicare le cose. Adesso dove vi accompagno è dove il fuoco è iniziato, mercoledì nel primo pomeriggio, e si potrà benissimo vedere il versante che ha preso fuoco e con i sassi che stanno cadendo. La chiusura della strada è proprio per questo, ci sono le fiamme a bordo strada, ma più che altro non c'è sicurezza per quanto riguarda il versante, cadono continuamente sassi. Minaccia le case? No, le case qui per fortuna non ci sono, il problema grosso è la viabilità che è interrotta con il comune di Resia, quindi 1000 persone sono a tutti gli effetti chiuse, impossibilitate ad uscire. La strada alternativa che stanno preparando noi speriamo nel pomeriggio di domani, ma non v'è certezza. Per quanto riguarda qui riaprire la strada provinciale ci vorranno settimane di lavoro per il sgaggio, ovviamente dopo aver spento il fuoco. Adesso dove vi accompagno stiamo già posizionando le prime reti paramasso che sono provvisorie in modo da mettere in sicurezza almeno quel tratto di strada. Ci torneremo a collegare con Davide Vicedomini e Fabio Di Bernardo nel corso di A Voi la Linea dopo il nostro telegiornale. Avete visto tanti gli uomini impegnati nel tentare di contenere le fiamme e a pensare a loro ci sono anche alcune aziende, 50.000 bottiglie di acqua, goccia di carnia sono state messe a disposizione della protezione civile per i vigili del fuoco e i volontari che lavorano giorno e notte nello spegnimento di numerosi incendi che stanno interessando la nostra regione. Succede anche questo nella tragicità degli eventi che si susseguono a causa dei roghi che sono esplosi in regione. Nel comune di Doberdò del Lago è stata scoperta una piantagione di cannabis apparentemente illegale a pochi metri dal fronte delle fiamme che minacciano il Carso sul versante italiano. A trovarla i vigili del fuoco mentre erano impegnati ad affrontare l'incendio che si avvicina all'abitato di Iamiano. Le piantine di marijuana, probabilmente non sativa, sono state trovate nell'orto di un'abitazione privata. Le ripercussioni della crisi di governo, della caduta del governo, potranno farsi sentire anche sulla politica regionale. Il presidente Fedriga ha escluso di lasciare il Friuli Venezia Giulia se dovesse arrivare una chiamata da Roma. Presidente, non c'è più il governo Draghi, alla fine si è deciso così, una decisione, ha detto Giorgetti, ha scelto il partito. Il governo Draghi c'è ancora per disbrigare gli affari correnti. E ovviamente sono contento anche delle parole del Presidente della Repubblica dove soprattutto le milestone, penso quelle sul PNRR, penso alla questione dell'energia con il decreto, verranno portate avanti dal governo in carica e quindi avranno un processo di continuità rispetto anche alle elezioni che si terranno a settembre e quindi alla nascita del nuovo esecutivo. Come potrebbe cambiare questo scenario con la sua volontà di correre ancora in regione? Cioè, cosa potrebbe succedere se arrivasse una chiamata da Roma per Massimiliano Fedriga? Non vedo questa ipotesi, sarebbe rifiutata. Io sto in Friuli Venezia Giulia e mi ricandido nel 2023. Ma invece un Draghi candidato con un grande centro e con il Partito Democratico potrebbe essere qualcosa che fa saltare il banco? Mi sembra che il Presidente Draghi abbia escluso qualsiasi ipotesi di strumentalizzazione della sua persona e questo secondo me sottolinea ancora una volta anche le qualità umane di Draghi. E intanto è spaccatura totale tra PD e Movimento 5 Stelle. Il segretario regionale del PD Sciaurli è intervenuto ieri sera a Screenshot dicendo di vedere compromessa ogni possibilità di alleanza alle prossime regionali tra Dem e Grillini. Con Sciaurli è ancora possibile un'alleanza Movimento 5 Stelle e Partito Democratico? Anche alla luce di questo ricordiamo che però ve le eravate dette anche nella prima parte di legislatura quando al governo c'erano la Lega e proprio i 5 Stelle e poi comunque c'è stato l'accordo. Anche alla luce delle prossime elezioni regionali, insomma, o c'è un muro a questo punto? Assolutamente no. Chi ieri si è preso la responsabilità di votare contro la richiesta di Mario Draghi, non dei partiti, di votare il documento di Casini che diceva sosteniamo Mario Draghi e la sua relazione e ha deciso di non votare quel documento, in questo momento non farà parte e non ci saranno dei percorsi di alleanza con il Partito Democratico. Noi abbiamo messo in campo tutta la capacità politica per provare a sostenere quel governo. Ho sentito alcune cose che non condivido minimamente. Metà delle cose che sono state dette in quel documento c'erano. C'era scritto che il reddito di cittadinanza rimaneva per quella fascia di popolazione che è in disagio
profondo, ma poteva e doveva essere migliorato. Io sono convinto che possa e debba essere migliorato. Si parlava chiaramente di salario minimo, si parlava di superbonus dicendo che semplicemente si abbassava la generosità dei contributi, come molti hanno chiesto in questa fase. Quindi, se uno ascoltava Mario Draghi e quel documento avrebbe trovato anche le sue risposte. Non si è voluto farlo e io penso che questo abbia delle ripercussioni, ovviamente a livello nazionale, perché secondo me il campo largo non esiste più, ma le avrà ovviamente anche a livello regionale, perché il rapporto con il Movimento 5 Stelle in questo momento per il Partito Democratico non esiste più. Emergenza idrica in 4 comuni della montagna friulana, si tratta di Ampezzo, Sauris, Paularo e Taipana. In questi comuni il CAFC è costretto a rifornire con autobotti le cisterne a causa della siccità. I mezzi di rifornimento sono partiti anche per Sappada e Torreano e l'azienda ha invitato i comuni a emanare un'ordinanza per limitare l'uso dell'acqua solamente a scopi potabili o igienico-sanitari. E a San Vito al Tagliamento una ventina di famiglie ha chiesto aiuto al comune che attraverso Protezione Civile dell'ETA ha già provveduto a raccogliere 600 litri d'acqua in sacchetti da 3 litri. Il sindaco Bernava ha invitato i cittadini a dotarsi di taniche o cisterne affinché in caso di emergenza il gestore del servizio idrico possa riempirle. Falde sempre più secche. Sta crescendo giorno dopo giorno il numero delle famiglie che tra San Vito a Tagliamento, Casars e Zoppola riscontra difficoltà nell'approvvigionamento dell'acqua. Noi siamo oltre 20 situazioni tra abitazioni e condomini con delle criticità evidenti, sono intervenuti gli idraulici privati e hanno trovato delle soluzioni che chiaramente non possiamo ritenere definitive. Contemporaneamente noi ci siamo organizzati ormai da tempo con la nostra Protezione Civile e adesso anche con LTA. Una situazione che soprattutto a San Vito rischia di aggravarsi. Per questo il comune ha deciso di giocare d'anticipo per farsi trovare pronto eventualmente in una situazione di emergenza. Abbiamo raccolto oltre 600 litri d'acqua in sacchetti da 3 litri e quindi stiamo mettendo insieme tutta una serie di strumenti che ci possono permettere poi appunto di intervenire con l'emergenza. L'ETA metterà a disposizione l'approvvigionamento idrico, ma le famiglie dovranno mettere a disposizione o le taniche o delle cisterne per permettere appunto a questi serbatoi di essere riempiti dell'ETA. Noi metteremo a disposizione chiaramente anche come comune degli strumenti idonei, però è chiaro che se le abitazioni rimanessero contenute la situazione è facilmente gestibile. Diversamente diventa molto più complessa se il problema si diffondesse e quindi ci fossero molte più abitazioni private con assenza completa di acqua. L'aggiornamento Covid con 1.780 nuovi casi emersi da 7.736 tamponi, 3 i decessi registrati in regione, 1 a Udine, 1 a Pordenone, 1 a Trieste. In terapia intensiva ci sono 4 ricoverati, 284 invece quelli negli altri reparti. Tra poco a voi la linea, grazie per aver seguito il nostro telegiornale. A più tardi, arrivederci.